Signore, allora, sono distrutto, sono disidratato, ho il calo degli zuccheri, porca della miseria, non che faccio più, devo rifocillarmi. Calmati, sta tranquillo, guarda, mi hanno detto che c'è qua vicino un pronto soccorso per cicloturisti aperto 24 ore su 24, si chiama Bacco e Arianna, si chiama. Bacco e Arianna. Ma avrà acqua? Acqua? No, acqua. Una fetta di soppressa. Acqua! Questo qua è il posto principe per la produzione del fior d'arancio, un nettare di vino. Questo ti ricarica le pile. Stai scherzando? Sì? Andiamo? Andiamo. Tanto che siamo, vedete, voi siete qui. Voi noi siamo qui e Bacco e Arianna è qui, ecco, dai, monta su. Ci siamo. Guarda chilometri che abbiamo fatto nel circolo dei... Dobbiamo arrivare là. Dai. Avanti. Andiamo al pronto soccorso. Resisti. Dei ciclisti. Vai. Siamo a Vovecchio, nel cuore dei vigneti euganei, ma prima una pausa tra le prelibatezze per il palato e facciamo un test per il cicloturista Doc. Allora, sentimi bene. Tu prima di andare in bicicletta dovresti fare un corso, dovresti prepararti. Ma so andare in bicicletta? Un momento, andiamo a verificarlo. Quindi facciamo un rapido test per vedere il tuo grado di preparazione. Sei pronto? Prontissimo. Attenzione, semplici domande, non ti agitare. Bicicletta, 2 pedali, ruote, no. Adesso vediamo. Allora, che cos'è il ciclo storico? Il ciclo storico è la bicicletta del nonno. Bravo, hai visto? Che cos'è il ciclo liturgico? Il ciclo liturgico è la bicicletta del prete, è semplicissimo. Bravissimo. Il ciclope? Questo è un po' difficile. Ciclope è una bicicletta gigantesca con una ruota enorme. Brava, è sensazionale, ma brava, hai proprio studiato. Il ciclostile è diciamo una bicicletta con una certa eleganza, soprattutto nel pedalare. Ciclostile è uno che va via con un certo stile. Una certa eleganza. L'ultima, attenzione, questa è molto difficile. Vediamo se puoi essere promosso. Che cos'è il motociclista? Questa è dura. Vuoi pensarci un attimo? Motociclista. Allora, il motociclista è un ciclista pigro che invece di usare la bicicletta usa la motocicletta. Promosso! Grazie. Bravo.
Padova rappresenta molte eccellenze, molte produzioni che sono eccellenti. Purtroppo la nostra storia non porta avanti le eccellenze con le denominazioni, però abbiamo scoperto in questi anni che tutta quella cultura che il territorio rappresenta come prodotti agricoli, se messa a sistema, rappresenta veramente un'opportunità. La Camera di Commercio su questo ha investito negli ultimi anni attraverso vari progetti, Saperi e Sapori ad esempio, e quindi il lavoro fatto adesso sta dando grandi risultati ai produttori che hanno la possibilità di commercializzare dalle verdure, gli ortaggi, ai insaccati, il vino, all'olio. La riscossa dei vini dei colli. Allora, questo è il nostro Serprino. Il Serprino è un vitigno autoctono dei Colli Euganei ed è un vino giovane, fresco, che piace molto ai giovani. È appunto un vino frizzante e in questi ultimi anni ha riscosso un grande interesse. Abbiamo il nostro Colli Euganei rosso, è il rosso di punta e in pratica è un blend, è composto da 70% Merlot e 40% Cabernet Sauvignon. Fa un piccolo passaggio in legno perché è un vino strutturato, quindi merita un passaggio in legno per dare un tono molto più cattivante. E il profumato fior d'arancio. Aprile 2011 questo prodotto si può fregiare della massima certificazione dei vini a livello nazionale. 3 versioni, una versione spumante, una versione passita, che sono le classiche che erano già ad hoc dal 1994, si è aggiunta con la DOCG la versione secca. Il nome ne descrive in realtà il profumo. I sapori citrini, i profumi agrumaci sono l'essenza di questo prodotto. È un prodotto veramente unico, veramente interessante, rappresenta appieno questo territorio vulcanico. Sì, questo è l'olio dei Colli Euganei, appartiene alla DOP del Veneto, è un olio molto di qualità da un punto di vista organolettico e anche da un punto di vista di struttura dell'olio stesso, perché ha un contenuto bassissimo di perossido e un'acidità molto bassa, quindi fa bene veramente alla salute. Prodotti tipici che sono magistralmente utilizzati nelle cucine dei tanti agriturismi che popolano questo territorio. Mani sapienti che elaborano cibi genuini e ricette di tradizione, dal bollito con la gallina lessa ai bigoli al sugo d'anatra. Una pasta fatta in casa, i bigoli, fatti con farina e uova solo. Poi si può fare anche le lasagne oppure tagliatelle, come che tanti conoscono, lo stesso cosa, con farina, uova e basta, perché non ci sono acqua. I bigoli sono conditi con sugo d'anitra, che qua nei nostri colli ci sono molti animali da cortile. Poi ci sono i ragù, oppure come uno piace con il pomodoro e altri sughi che ogni ambiente prepara. Un viaggio sui Colli Euganei è un percorso nella storia, sin dalle origini del mondo, testimoniate nella raccolta di fossili conservata al Museo Paleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo. Apprezzabile anche la riproduzione a grandezza naturale di 3 dinosauri, il tutto allestito in quella che era un'antica fornace, raro esempio di archeologia industriale. Quindi un angolo che riserva 2 sorprese: da un lato tutti i materiali geologici che sono stati recuperati sul Monte Cinto, dall'altro questo piccolo pezzettino di archeologia industriale dove viene raccontato appunto come si lavorava la calce negli anni passati.
Qui per esempio siamo sotto uno dei 2 forni gemelli della lavorazione della calce. La calce veniva lavorata e poi veniva raccolta qui sotto in questo carrellino dove appunto si raccoglieva la calce viva, adesso non c'è ma ovviamente è dimostrata in modo rappresentativo, che veniva poi portata via per la lavorazione. Questo è l'interno del Museo Geopaleontologico, è una sede dove vengono le scuole per fare i laboratori con i bambini durante l'anno scolastico e ovviamente durante i weekend i visitatori. In genere al pubblico è aperto nei weekend con orari variabili durante la primavera, l'estate e l'inverno e poi su prenotazione per gruppi sempre. E qui vengono sempre numerosi bambini anche a fare i laboratori di caccia ai fossili, spaccare le pietre, trovare i fossili, in modo che comunque la conoscenza sia data anche attraverso il fare e non solo l'osservare quello che è custodito nel museo. Ci troviamo nella sala principale di Cavabomba, che contiene reperti, fossili e rocce dei Colli Euganei, con l'importante ritrovamento dei fossili di Cavabomba. Ne ho un esempio qui in mano, questo è un resto di pesce fossile piritizzato, quindi ricoperto da minerale, e anche gli altri fossili sono diciamo allo stesso modo. Sono molto importanti perché ci sono 23 specie nuove ritrovate proprio per la prima volta in questo sito. È stata un'esperienza emozionante cercare di scoprire se trovavo un fossile in questa cava, e oggi sono stata fortunata perché effettivamente sono riuscita a trovarne uno. Archeologia fluviale è quella custodita invece nel Museo del Castello di San Martino a Cervarese Santa Croce. E poi, sulla sommità del Monte Gemola, a Baone, sorge Villa Beatrice, da monastero a villa ad azienda agricola, scrigno di una ricca collezione della flora e della fauna del territorio, oltre che punto di osservazione di panorami infiniti. Villa Beatrice d'Este è uno dei posti più magici dei Colli Euganei. Si trova sul Monte Gemola e domina tutto il comprensorio dei colli da un lato e dall'altro, e è anche sede del Museo Naturalistico dei Colli Euganei, dove si può esplorare la fauna e la flora che popola questi colli. E Villa Beatrice d'Este prende il nome da Beata Beatrice d'Este, che fu una monaca benedettina con una vita travagliata, inizialmente nobildonna, bellissima, decantata dai poeti trovatori, e poi a un certo punto, dopo una serie di tragedie familiari, decise di dedicare la propria vita al Signore, quindi di diventare monaca. Visse qui e fondò questo monastero con l'ordine benedettino e visse una vita molto breve ma devota al 100%, e quindi poi venne anche beatificata.